Buongiorno a tutti, sono le 6:30 da San Liberale. Oggi siamo a zona Grappa, salirò al Sacrario tramite la ferrata Guzzella. Ci sarà circa un'ora e 30 di avvicinamento circa e poi si sale. Sono stimati sui 900 metri di dislivello e quindi si parte, augurando a tutti voi la buona giornata e buon cammino, buon divertimento. Mauro, gli amici del Caraibi. Si parte da il ristorante San Liberale. Troviamo tutte le indicazioni in questa cartellonistica. Si va. Appena partiti troviamo questi cartelloni che spiegano dei punti della Grande Guerra. Oggi il torrente è carico di acqua perché queste settimane ne ha fatta tanta. Arrivati a questo punto prendiamo la strada a sinistra del sentiero. Oggi in mezzo a questo bosco sono accompagnato da il canto dell'acqua, spettacolare, bellissimo. Arriviamo a questo capitello, naturalmente qui questa è zona della guerra. Arrivati a questo punto dobbiamo attraversare. Oggi c'è tanta acqua, di solito è abbastanza asciutto. Come potete vedere il sentiero è molto selvaggio, ma il silenzio e il suono, il canto dell'acqua mi accompagna in questo trekking. Ferrata Guzzella. A questo punto devo tornare indietro perché il fuorisentiero che volevo fare praticamente non c'è traccia perché è franato tutto e quindi si ritorna indietro un po' e si riprende il sentiero originale. Arrivati a questo punto prendiamo il sentiero a destra, attenzione perché non è segnalato, quindi sempre molta attenzione. Il terreno oggi è scivoloso, quindi fate molta attenzione. Il sentiero, come vedete, è molto
difficoltoso, quindi solo per esperti, altrimenti prendete la strada che poi scenderemo e da lì troverete l'indicazione. Qui è solo per esperti, non sottovalutate. Stiamo salendo ancora, dobbiamo arrivare sopra per trovare il cartello CAI che ci segnalerà dove girare per la ferrata. E siamo arrivati al bivio, vediamo Cima Grappa, ferrata Guzzella, e adesso si sale un altro po', l'avvicinamento è molto tosto dalla direttissima. E dopo quasi 2 ore di avvicinamento è quella parete che si vede sbucando dal bosco, mentre noi saliamo ancora a sinistra. E dopo 2 ore finalmente ecco qua l'attacco della ferrata. Si inizia . Guardate la meraviglia, lo spettacolo che offre da quassù. Ci sono continui cambi di passo da sinistra a destra a sinistra, mentre il tempo sta un po' cambiando. Noi proseguiamo sulla crestina per salire e attorno a me sale ed ecco qua un punto divertente, naturalmente sempre con il kit di ferrata. Usciti dal bosco, la nostra direzione sale ancora, nel frattempo vediamo un ponte . E siamo arrivati a un punto panoramico dove Madre Natura ci regala questo panorama stupendo. Anche se le nuvole sono basse, vi posso assicurare che è fantastico, come dico sempre, bellissimo. Arrivati a questo punto troviamo l'indicazione Pian de Abala. Vediamo a destra la strada che sale, mentre noi saliamo a questo punto e continuiamo la nostra ferrata. La nostra salita, vediamo indicazioni
cima grappa e quindi si sale. La partenza è tosta, bisogna stare attenti anche perché si scivola, e adesso si riprende la salita. Altro passaggino simpatico, iniziamo a trovare delle graffe, mentre alla mia destra troviamo il buon Gesù. Passaggio molto tosto e davanti a me usciamo dal bosco ed ecco davanti noi la magia del grappa, quindi a questo punto mi conviene salire e portare un saluto ai caduti della guerra. Naturalmente farò un video, non parlerò, ci sarà solo la musica. E ora andiamo. Guardate com'è cambiato il tempo in 3 minuti di orologio. Ecco perché in montagna bisogna stare sempre molto attenti anche alle previsioni. Ed ecco che siamo saliti davanti a noi Rifugio Bassano. Dietro le mie spalle la discesa da Sacrario, che in questo periodo è chiusa per una piccola frana, mentre le nuvole si sono alzate e stanno ricoprendo tutto. Siamo arrivati a Sacrario, ora non parlerò più, non farò le solite panoramiche, saliremo sopra e vi illustrerò il Sacrario.
Si riparte dopo un caffè a Rifugio Bassano. Visibilità in questo momento scarsa. Bene, si ritorna tramite questo sentiero. Arrivati a questo punto troviamo il cartello il 151 che segna Pian de Abala, San Liberale, 2 ore. Mentre si è aperto il cielo sotto il Piave, fantastico. E come per magia siamo arrivati al punto dove abbiamo preso prima il secondo pezzo di ferrata. Adesso faremo 5 minuti di strada e poi riprendiamo la discesa tramite il sentiero. Guardate la bellezza di queste pareti incontaminate, mentre alla destra troviamo le creste che ho fatto stamattina salendo con la ferrata. Questo è il pezzo di strada che stiamo facendo, ma come vedete non è trafficato, mentre vedo più avanti il sentiero che scenderemo a zig zag. E quindi sarà un bel dislivello, però il panorama appaga tutta la fatica. Arrivati a questo incrocio ora prenderemo il sentiero che scende a destra. Lungo la discesa possiamo ammirare il panorama in un silenzio assoluto, il nostro punto d'arrivo dove abbiamo parcheggiato stamattina, in fondo al vallone, mentre un cucù Scendendo dal sentiero troviamo la cartellonistica che segna Ferrata Guzzella. Questa è la strada, il sentiero più semplice per raggiungerlo, non quello che ho fatto io stamattina, che ho fatto la direttissima. E ora proseguiamo in discesa. Sentiero molto scivoloso col bagnato, ma di una tranquillità assoluta. Come vediamo da queste pietre stiamo scendendo in una vecchia mulettiera, quindi immaginate le fatiche, cosa dovevano sopportare i soldati.
Siamo appena scesi sulla destra, questo è il sentiero di questa mattina che abbiamo preso per salire sulla ferrata alla direttissima, quindi tra un po' vi darò tutte le informazioni. Buongiorno a tutti, 14 km, 1300 metri di dislivello positivo e 1300 negativo, ferrata Guzzella portata a casa. Ho fatto tramite la direttissima e ho preso l'attacco, non semplice, sono quasi 2 ore di cammino molto pesante, serve allenamento. La ferrata è molto simpatica, però anche lì serve esperienza. Sono arrivato a Sacrario e lì non ci sono parole per quello che sono riusciti a costruire. Il tempo non era molto bello, però va bene così, fa parte della natura, quando a lei sempre, e quindi non mi resta che augurare il buon cammino e la buona giornata. Naturalmente durante le settimane usciranno foto, video, tutto il racconto. Come sempre Mauro e gli amici del Carrega, e grazie sempre a chi mi segue.